Piacere, Giovanni Callea, piacere. Creare questo gemellaggio, oltre che di territori, di aeroporti. La Sicilia, Siamo connessi, quindi... Poi guarda che io sono innamorato dalla Sicilia, penso di conoscerla quasi tutta, dalle Eolie fino a Lampedusa, attraversando tutto, da Taormina a Siracusa, Noto, ma spettacolare, stupendo. L'anno prossimo abbiamo noi la capitale della cultura che è Agrigento e sarà... Agrigento messa lì in cima sulla Valle dei Templi, ma cosa vuoi di più dalla vita? Non lo so. Affrontare le sfide dell'anno prossimo e vincerle, perché non è facile, perché loro vorrebbero l'aeroporto, quindi purtroppo devono subire quello nostro e quello... Palermo e Trapani. E già sono due e sono anche troppi. Sai che sono stati da noi 2 assessori della regione siciliana qualche anno fa che volevano una collaborazione nostra per gestire l'aeroporto di Trapani. Poi venne il Covid e poi per noi è una roba un po' lontanuccia, perché se fosse stata vicina era una partnership industriale più vicina. Posso mettermi nel mezzo e fare una battuta? Che noi siamo sul territorio siciliano. Io compro siciliano, quindi noi promuoviamo i siciliani. Qua abbiamo le due punte, quindi io mi sento in volo in questo momento, perché sono a metà. Quanto vale questo collegamento di questa regione? Perché devo dire, noi siciliani Bergamo lo prendiamo, cioè io vengo sempre qua a Bergamo quando devo andare al nord, insomma funziona tanto, lo dico proprio da cittadino, direi di dirlo come io compro siciliano, e viceversa lo dico anche a favore, insomma, dell'aeroporto che spinge questo accordo. Dico, quanto vale da tanti punti di vista per i bergamaschi e i siciliani questa unione? Per noi i collegamenti con la Sicilia sono importantissimi, fondamentali, non solo nel periodo estivo, durante tutto l'anno. Tra l'altro abbiamo tanti bergamaschi e tanti lombardi che hanno un riferimento, una casa, un rapporto familiare, eccetera, con la Sicilia, e quindi proprio ieri sera durante una manifestazione mi ha avvicinato una persona che mi diceva: ma il collegamento con la Sicilia, ma non potremmo potenziarlo ulteriormente? Noi abbiamo degli amici e poi i miei familiari hanno alle Eolie una casa, mia figlia, mi dice l'altra, gestisce una struttura a Salina, una delle isole delle Eolie. Questo per dire, proprio ieri sera, guarda, proprio ieri sera. Quindi i collegamenti sono importantissimi. La nostra è una situazione un po' diversa, perché ci saranno molti siciliani che sono partiti con la valigia di cartone. Non hanno la casa vacanza a Bergamo. Non hanno la casa vacanza a Bergamo, però oggi molto probabilmente aiutano il tessuto produttivo di questa terra, ma che non hanno tagliato il rapporto con la Sicilia e quindi vogliono tornare tutte le volte che è possibile. Devo dire che loro hanno numeri da fare paura e quindi, come dire, il loro lavoro è apprezzato e può essere soltanto un esempio da emulare, e quindi benvengano qualsiasi tipo di rapporto e di cooperazione istituzionale nell'interesse reciproco. Noi stiamo lavorando, abbiamo avuto una serie di ritardi dovuti al Covid nelle migliorie del nostro terminale, del nostro aeroporto. Come tu ben sai, stiamo facendo tanti passi in avanti, siamo alle prese con il nuovo piano degli investimenti, abbiamo tanta voglia da fare, però, come dire, bisogna reggere il mercato e bisogna anche trovare vettori disponibili al dialogo e non legati soltanto al bile denaro. Però la legge del mercato impone anche quello e quindi bisogna farne buon uso. La continuità territoriale per noi è un vero problema. Non basta scriverlo nella Costituzione, bisogna anche in qualche maniera assicurarla e garantirla. Su questo che io non vivo sull'isola, ma sono pienamente d'accordo con te, bisogna garantirla, è un diritto che voi dovete far valere sotto tutti i punti di vista. Abbiamo trovato un punto di intesa, ma non è che ci fossero punti di divisione, però nel nostro piccolo ma grande, visto che rappresentiamo tante imprese, tante aziende, tanti consumatori, rappresentiamo la Sicilia, mi sento di dire l'importante è garantire questo collegamento nel tempo, migliorarlo sempre di più, perché per noi è riferimento. Noi quando vogliamo spostarci subito pensiamo a Bergamo. Ma voi avete delle potenzialità straordinarie, uniche in Italia, perché la Sicilia è l'isola più ricca di storia, di cultura, di tradizioni, ha una capacità attrattiva unica.
unica. Voi dovete essere sempre più consapevoli del patrimonio di cui disponete, che è veramente unico. Io ho un affetto particolare per i siciliani, per la Sicilia, davvero. Ottimo, ottimo. Ma su questo fronte bisogna anche come dire, assicurare l'arrivo in Sicilia, perché ritornando alla questione della continuità territoriale, per arrivare in Sicilia bisogna fare il ricorso agli aeromobili e quindi da lì bisogna ripartire, perché siamo il biglietto da visita della Sicilia. Chi viene in Sicilia, il primo posto dove arriva è proprio l'aeroporto Falcone Borsellino, e quindi dobbiamo assicurare servizi degni di questo nome e l'accoglienza che è tipica dei siciliani. Devo dire che quando ci siamo conosciuti con Davide Lenarduzzi, uno dei primi argomenti è stato la Lombardia vuole venire in Sicilia e con 30 euro, per dire, insomma, il volo che siamo abbastanza economici, allora a parte nostra siamo super vicini, siamo quasi confinanti, e questo è stato anche uno dei motivi che ci ha spinto a portare avanti questo progetto Sicilia all'interno della Campi Italia. Quindi io ringrazio Davide, ma ringrazio anche voi della presenza. E mi permetto di dire un caffè siciliano. Oh, che grande piacere! Che assolutamente. Allora, sul momento del caffè siciliano ci spostiamo, sì, assolutamente, Possiamo grazie. offrirlo al Presidente. Sì, assolutamente. Qua.